Mai come quest'anno la Befana sarà contenta di avere la calza rotta, o meglio saranno contenti anche i bambini e le centinaia di famiglie che non aspettano altro che di ritrovarsi sotto il campanile di Bessica per aprire, per rompere una calza della Befana da record. Una maxi calza di 80 metri, realizzata da Alessia Peron, che verrà riempita di dolciumi e calata dal campanile di Bessica nel giorno dell'Epifania. Ci ha impiegato 1 mese e mezzo, a 2 ore al giorno. Stanno tutti aspettando questo meraviglioso evento comunque, questo perché è una cosa che non è da poco. Insomma, ho avuto questa idea, però sono tutti pronti, tutti che aspettano il momento. 80 metri sono tanti, ma non abbastanza per entrare nel Guinness World Record. Non quest'anno, ma nel 2024. Basta allungarla di un po' e vediamo se ce la possiamo fare. In famiglia la creazione della maxi calza ha cambiato un po' le abitudini, ma... E lei quando ha occasione cucisce. Dedica tanto tempo, infatti la sera è bravo, lei adesso è ora che andrà a letto, no? E lei adesso arrivo, e alle volte si prolunga anche fino all'1:30. Ha avuto sempre spirito di iniziativa, no, da fare, dopo magari la pandemia, che c'è stato uno stacco mentale per tutti quanti. A questo punto, in attesa che dal campanile alle mie spalle si calino la Befana e la maxi calza, non resta che cominciare a prendere posto.